Tun, tun, favole. Sono qui per raccontarvi di Favole al telefono, uno dei più bei libri per ragazzi che siano mai stati scritti. Suonano alla porta! Chi mai sarà? E chi lo sa? Ma dimmi tu! Eccolo qua! Vieni. Guardalo, piccolino! Guarda! Eccole! Ma queste Sono loro! le favole! C'era una volta una guerra, E ci sparavamo addosso giorno e notte! Oh, ma la guerra era tanto lunga e ad un certo punto ci venne a mancare il bronzo per costruire i cannoni. lo stragenerale Bombone, Sparone, Pesta, Fracassone aveva ordinato di tirare giù tutte quante le campane dei campanili per fabbricare un cannone grossissimo, uno solo, ma capace di far vincere la guerra con un sol colpo! Ma senti un po', ti va se adesso giochiamo un po' a inventare qualche numero? Inizio io? Sì, comincia tu. Quasi 1, quasi 2, quasi 3, quasi 4, quasi 5, quasi 6, quasi 7, quasi 8, quasi 9. Quasi 9. Molto bene. Ora faccio io. Uno stramiglione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo! E poi meraviglione! un meraviglione! Ehi, ma adesso ci facciamo qualche tabellina. Ti va? Inizio io? 3 per 1, Franco e Belluno. 3 per 2. Stecca di bue. Gianni Rodari l'ha scritto molto tempo fa, ma le favole sono sempre molto belle e valgono sempre. Le abbiamo musicate, anzi le ha musicate con delle musiche bellissime Valentino Corvino, sentirete come sono belle, canzoni e musiche. Vi aspettiamo, Pino lo stagnino, il fioraio, lo spazzacamino. L'operaio, il contadino, il dottore, il fattorino. La stufa della nettezza urbana, l'agro che svetta la befana. I 7 nani che strizzano l'occhio alla fatina di Pinocchio. Quanta gente da mettere in fila, sono più di 100.000. Io li metto in fila, strocca sotto chi tocca, sotto chi tocca. Tocca di nuovo a te! La strocca canterina, canta il gallo ogni mattina, cantano i grilli in mezzo al prato, la serenata al cielo stellato, pedalando fresco e gaio, canta il garzone del fornaio. Canta soprano! Canta il tenore con la mano sopra il cuore.